Un commento. Sì, quando Asproni esce diciamo, da Londra, intanto di fatto è un latitante Mazzini, attenzione, cioè i mazziniani più puri ammettevano l'uso per esempio delle bombe, c'è un dinamitardo che fa 8 morti, 150 feriti in piena Parigi. Asproni, ecco perché non lo scrive, perché poi le lettere, se te le sequestrano, come dire, metti nei guai tutte, e lui dice le scriverò quando arriva a Nuoro. Lui era contrario agli attentati dove in Piemonte, in Sardegna, in Liguria, dove ci fosse una Costituzione, una stampa libera, lui aveva detto a Mazzini: ma che bisogno c'è di usare ancora le bombe? No, facciamo la rivolta, la facciamo in Sicilia, dove odiano i napoletani, e poi la facciamo a Napoli, ed è il disegno che riesce totalmente in questo. Infatti un anno fa il professor Guido Melis, che è un grande storico, ha sottolineato il termine realismo politico, cioè Asproni è attentissimo alla politica quasi giorno per giorno. Questo termine l'aveva già usato curando proprio il diario Asproni, il mio professore allora di storia moderna e contemporanea, il professor Carlino Sole, che aveva scritto un'introduzione che poi segnalo anche alla Fondazione Asproni, perché sarebbe molto bello riprodurla, perché inquadra Asproni in questo che sembra un marasma. Invece no, la sinistra ha organizzato da anni questa rivolta e Asproni è quasi uno dei leader, perché il problema di Garibaldi, come dicevamo prima, è che essendo stato 13 anni in Sud America, lui si appoggiava sempre a un potere politico, e a volte erano dei caudilli, cioè dei piccoli dittatori, ma certo non avevano la maturità europea, non perché gli europei siano migliori dei sudamericani, ma quella era la tradizione sudamericana. E invece Asproni era figlio, mettiamo, anche delle mediazioni della Chiesa, se voi volete, ma anche dello stesso Stato sabaudo, dove comunque lo Stato di diritto esisteva. Non è che il sovrano la mattina, adesso Carlo Felice viene descritto naturalmente come un sanguinario, poi andate a scoprire appunto che il suo braccio destro era un piccolo nobile di Alghero che si chiamava Giuseppe Manno e che poteva diventare capo del governo ed era presidente del Senato. Il suo braccio sinistro era Costantino Musio, quindi forse ogni tanto è meglio anche studiarle le cose. Poi possiamo anche prendere un bel capo espiatorio, mandarlo nel deserto come faceva l'antico popolo ebraico e dire che tutte le colpe erano sue. Asproni non fa questo, è uno che lì sta studiando e usa anche questi grandi esperti. Adesso Gavino, tu mi hai provocato su un tema pericolosissimo, che sono gli usi civici, perché a parte le chiudende, la Sardegna aveva dei terreni che non potevano essere adibiti ad altro se non a far sopravvivere la comunità. Quindi poteva essere una foresta, poteva essere un terreno dove pascolava il bestiame che poi doveva dare il latte alla comunità, persino alle porte di Cagliari c'è un terreno sottoposto a uso civico ancora oggi, dove pascolava il bestiame prima di essere imbarcato per l'esportazione. Solo che l'uso civico, e l'assessore mi boccerà se non sono preciso, non è alienabile, non è divisibile, non è disgregabile, cioè vuol dire che ancora oggi 500.000 ettari della Sardegna non possono essere usati neppure per costruire una scuola, un asilo, niente, perché quelli erano così negli ultimi 800 anni. E mi dispiace dirlo, a volte forse anche il Consiglio regionale prende qualche abbaglio l'idea di reistituire questi 500.000 ettari. Pensate che c'è un pezzo di costa della Sardegna che si chiama Costa Regiu nel Sarabus, che è tutto sottoposto ad uso civico. Naturalmente l'uso civico può avere ancora un senso se tu hai una foresta che viene utilizzata e la legna viene divisa nella comunità, ma probabilmente non ha un senso alle porte di Cagliari, circondata dai palazzi, o alle porte di Oristano, dove non puoi costruire neanche l'asilo. Badate, è come se un pezzo di Medioevo fosse arrivato fino ai giorni nostri. Quel pezzo di Medioevo ha fatto sopravvivere 380 villaggi sardi. Bisogna vedere se oggi invece non crea perfino scie di sangue. Questi pezzi di territori che venivano affidati a volte
dai consigli comunali che devono avere un regolamento, eccetera, a volte provocavano scie di sangue, perché mica erano le famiglie deboli che li prendevano, erano le famiglie più forti che controllavano il consiglio comunale e dicevano: io, oltre i miei terreni di proprietà perfetta, voglio anche controllare questi terreni che appartengono alla comunità. Poi la Corte Costituzionale, che sembra che stia in paradiso, dice no, questo serve per proteggere l'ecologia. Però oggi i consigli comunali vanno a discutere come prendere quel terreno, sdemanializzarlo, ma il termine è sbagliato, togliere l'uso civico e restituire l'uso civico da un'altra parte. Non funziona così. Tu non puoi prendere una spiaggia e dire qui ci costruiamo e lo stesso superficie del terreno la facciamo da un'altra parte. Bene, Cavour, Asproni, il senatore Giuseppe Musio lavorano per mesi su questo, e a un certo punto Cavour, attenzione, Cavour non era un avvocato, aveva studiato al Genio militare da giovane. Questo è un grande vantaggio, perché vuol dire che conosceva un po' di geologia, un po' di cartografia, aveva riunito un po' di giuristi e gli risponde ad Asproni: questo è un tema molto delicato e molto pericoloso. Ho sentito gli esperti, i giuristi, non ce n'è uno d'accordo con l'altro. Adesso stiamo affidando in Gallura ecco lì l'unica critica che vorrei fare alla Camera dei Deputati, che ha pubblicato 2 bellissimi volumi e che per non fare 10 volumi non ha messo le risposte a Cavour. Però siccome viviamo nella democrazia del web, fatemi fare almeno una citazione su mio padre, che oggi insomma un po' mi emozionava a tornare qui e poi avevo paura del vostro giudizio, ma mio padre, forse perché Bitese aveva intuito, studiando libri di cibernetica, che cosa sarebbe stato il villaggio elettronico, e quindi io, grazie, come dire, al web mi sono controllato tutte le risposte ad Asproni, sia che le desse Cavour, sia che le desse il ministro degli interni. Però i 2 volumi sono bellissimi e ci sono anche per i questo problema è esplosivo ancora oggi, perché l'idea di restituire 500.000 ettari, 500.000 ettari sono un quinto della Sardegna, se non sbaglio abbiamo 2,5 milioni di ettari. I comuni della Sardegna sono talmente diversi, territori l'uno dall'altro, che non puoi fare la stessa legge. La foresta di Arzana puoi lasciarla così, alle porte di Oristano e di Cagliari, o tutta la costa Rei, che è tutta lotizzata, perché i comuni vendevano i terreni e dicevano l'uso civico era tramandato per via orale. Immaginate che a volte per bisticciare tra paesi muovevano anche i massi quando delimitavano i confini, quindi immaginatevi che cosa succedeva nella memoria orale, che cosa succede ancora. Può darsi, ma non ci arrendiamo. Allora, il tempo a nostra disposizione è ormai terminato, vi ringraziamo e rimandiamo tutti alla lettura del libro, che come avete visto è ricchissimo, interessantissimo e veramente pieno di spunti, ma non possiamo non chiudere con un elogio di Bitti che fa lo stesso Giorgio Asproni. Nel gennaio del 1876 Asproni commemora sul quotidiano Il Pungolo la morte del suo concittadino bittese, il senatore Giuseppe Musio. E in questa occasione rimarca che Bitti è un comune di 3.000 anime, capoluogo del mandamento del circondario di Nuoro, e definisce la sua comunità con queste parole: è una comunità meritevole di lode particolare, perché vi è tradizionale il decoro, che nessuno stenda la mano a chiedere l'elemosina o si degradi con ubriachezza. È la terra dove si è meglio conservata la parola in lingua latina, e quando si vuol dire ingiuria a un uomo lo si chiama petitore. Grazie. E allora, signori, prima di salutarci, il Presidente in apertura aveva annunciato una sorpresa per voi, quindi lo invitiamo sul palco e sveliamo questa sorpresa.
Grazie, voglio ovviamente ringraziare gli intervenuti, il professor Stefano Pila, Gavino Smadarena e Dario Cossetto. L'ha anticipato l'amico Mario Sanna, questo book verrà pubblicato entro l'anno, nell'arco dei prossimi 30 giorni, sul sito della Fondazione, sito che è stato ampiamente aggiornato, modificato, in virtù del fatto che doveva appunto raccogliere questi contenuti, e quindi non soltanto l'ebook del professor Pira, ma anche i podcast che si stanno girando con la collaborazione e l'ospitalità della Biblioteca Regionale della Sardegna, alla quale ha il nostro ringraziamento. Si tratta di 6 podcast di contenuto e argomento diverso, naturalmente sempre finalizzati all'approfondimento, alla conoscenza della figura di Giorgio Aspruni. Quindi veniamo alla sorpresa del giorno, scopriamo subito, togliamo subito il telo così vediamo di che cosa si tratta. Sono delle riproduzioni fotografiche di un dipinto originale messo a disposizione grazie alla loro disponibilità dalla famiglia Tola. Questo è un dipinto, intanto l'unico esistente, che raffigura Aspruni in abito stallare. Qui abbiamo la versione originale con i segni del tempo, e questo è un restauro fotografico che ha restituito lucentezza e la bellezza al volto di Giorgio Aspruni. È un lavoro che lo voglio citare perché è meritevole, fatto da Marco Angius, che è il nostro fotografo di fiducia, e la Fondazione vuole fare omaggio di questo dipinto alla cittadinanza pitese, e quindi lo doneremo all'amministrazione comunale che la rappresenta, con la preghiera di esporlo in una sala dove tutti i cittadini lo possano vedere. È un quadro che nella elaborazione fotografica ci ha riservato moltissime sorprese, prime tra tutte la dedica che è riportata dietro il quadro, dedica che era praticamente illeggibile, è stato possibile decifrarla col discorso, con i contrasti fotografici, e anche, dobbiamo dire, con l'aiuto della zia dell'avvocato Tola qui presente, che ricordava alcuni tratti di questa dedica. Intanto è breve ma molto importante, prima di tutto perché ci dice l'età di Aspruni in questo ritratto. Aspruni in questo ritratto ha 24 anni, perché il ritratto è stato fatto nel 1832. È stato un dono all'amico fraterno Antonino Guiso Manca, Diego Rosei, e viene citato anche il nome del pittore, su cui poi faremo degli approfondimenti per capire chi fosse, tale G. Pinna. Ecco, poi chiederei all'amico Stefano se volesse aggiungere qualche breve notizia storica, soprattutto riguardo al personaggio Antonino Guisa, amico fraterno di Aspruni. Ecco, lo ringrazierei. Forse, prima di tutto, che questa amicizia è durata tutta la vita, lo ricorda addirittura Tito Ru nell'introduzione di 7 volumi, e poi in questo caso è il nostro carissimo avvocato Sebastiano Tola che sa tutta la genealogia, però sembrerebbe la grande famiglia di Guiso di Rosei, che erano classe dirigente già da 300 o 400 anni, nel senso che il feudatario, il barone di Rosei, era un Guiso famosissimo perché nel 500, dovendo garantire la continuità
del feudo, e quindi doveva avere un figlio maschio perché la società era maschilista e patriarcale, prende e, come dire, abbandona la moglie, si chiamava bigamia, e quindi gli mandano 2 inquisitori con 2 guardie da Cagliari, e quando arrivano a Rosei lui ha 100 uomini armati dietro, e quindi questi potevano, e lui invece solleva il dito così, sono state tranquilli. Quindi, per dirvi la continuità e le classi dirigenti che esistevano, e come in Barbagia, e l'ultimo di Guiso che conosciamo era questo famosissimo notaio a Siena, Don Nanni Guiso, che ha donato a Rosei un bellissimo museo, dal balcone di Siena, dove lui, trasferendosi da Rosei, è andato a fare il notaio, ospitava anche la regina Elisabetta quando doveva guardare il palio di Siena. Questo, diciamo, anche per non sentirci secondi a nessuno. Quando le classi dirigenti poi maturano, possono dare dei punti anche ai piemontesi. I giornali di oggi sono pieni dell'iniziativa del giudice Guglielmo Montoni, che sta cercando di rendere giustizia forse a un magistrato ucciso di fatto da un sistema criminale romano. Quello è un pronipote di Giorgio Asproni, dell'ingegnere, e l'altro si chiamava dottor Ignazio Visco, che come sapete è governatore della Banca d'Italia. Quindi devo dire che evidentemente Asproni è riuscito perfettamente nell'intento. Lui diceva: mio nipote non avrà molti soldi, però avrà la serenità che io non ho avuto quando studiavo a Sassari ed ero, come dire, lui dice quasi nudo, insomma, forse è un'espressione terribile, ma lui dice si deve meritare tutto quello che avrà, perché questo era il principio dell'educazione borghese, di tolleranza religiosa, ma che tu devi meritare tutto quello che hai. In questo forse, se non interpreto male, ma bisogna sentire anche gli psicanalisti, è uno dei principi anche delle società pastorali, che avevano una durezza straordinaria e che evidentemente possono essere trasferiti a volte anche nel mondo urbano. Vorrei invitare il sindaco per ricevere il dono e per portare ovviamente anche un saluto ai presenti. Grazie. È tutta una sorpresa, quindi grazie davvero di questo dono della serata, veramente bella e interessante, e grazie del lavoro che la Fondazione sta facendo. Io ne sono molto felice perché dopo anni di difficoltà si è ripreso a lavorare, credo, nel migliore dei modi. Noi come amministrazione comunale abbiamo provato a fare il massimo, delegando Mario all'interno della Fondazione, che sta seguendo con grande passione, con grande amore questo incarico. Credo che la Fondazione possa davvero guardare al futuro con maggiore ottimismo, e anche io vorrei fare una sorpresa però. La provincia ha avviato un lavoro per tornare protagonista nelle principali istituzioni culturali della provincia. Nel 2015, in quelle terribili gestioni commissariali che hanno voluto relegare le province all'angolo nell'organizzazione del sistema di enti locali della Sardegna, la provincia di Nuoro è uscita da tutte le principali fondazioni e istituzioni culturali, grazie a Deledda, Museo Nivola, per citarne alcuni. Bene, noi stiamo già facendo in queste settimane un lavoro per tornare dentro le fondazioni e i principali istituti culturali della provincia. Mi piacerebbe, ma non perché in questo caso c'è una particolare coincidenza che ci riporta sempre a Bitti, però mi piacerebbe che la Fondazione accettasse, proponesse alla provincia di entrare, non in questo caso come socio fondatore, ma come un socio capace proprio di sostenere le iniziative di Asproni, naturalmente in quel caso con particolare attenzione alle attività da svolgere nella provincia di Nuoro. Quindi lascio questo al Presidente, perché
siamo nella fase in cui possiamo fare qualcosa insieme, quindi se vorremmo lo potremo fare. Siamo onorati ovviamente di questa iniziativa, di questa proposta, e daremo seguito agli adempimenti necessari che dovranno necessariamente passare attraverso le giuste. Nel frattempo gestualmente consegniamo il quadro. E saluto di nuovo tutti quanti e vi ringrazio.